Viviamo il Natale 2022 qui a Meta di Sorrento. Siamo nella chiesa di Santa Lucia e abbiamo il piacere di conoscere Tobia. Io in questo momento ho il compito, l'onore e l'onere di essere il presidente di un Piemonte, il Piemonte dei Cafiero, che ha la proprietà di questa chiesa. Il Piemonte dei Cafiero nasce nel 1600 per assistere alle situazioni dei Cafiero in difficoltà, gli schiavi da riscattare. Pian piano con dei lasciti è diventato proprietario di questa chiesa e di altri cespiti. Però la chiesa è il nostro fiore all'occhiello. Tra l'altro noi dall'anno scorso abbiamo creato nei locali attigui alla chiesa un centro culturale che si chiama Centro Culturale Santa Lucia, dove ospitiamo tante manifestazioni. Una rappresentazione di canti, di poesie, aneddoti e tanto altro che Rosalba ci racconti. Veramente questo è uno spettacolo che parla del Natale, chiaramente, però parliamo dei pastori, di alcuni aneddoti riguardo alcuni pastori in particolare, e nel mentre poi cantiamo delle canzoni tipiche natalizie napoletane e c'è Carlo Alfano che reciterà delle poesie sempre inerenti al Natale. Noi dobbiamo ringraziare il comune di Meta che ha voluto caldamente questo spettacolo e io non vedevo l'ora di farlo, perché devo dire la verità, le canzoni napoletane natalizie sono magnifiche. Un trio delle meraviglie con Vittorio Pane alle percussioni. Sì, veramente è nato ultimamente, perché lui suona il gruppo dell'orchestra della Chiesa della Cattedrale, è di completamento alle esecuzioni, perché le variazioni, sai, con tamburo, il piatto, altri accessori rendono logicamente i brani più simpatici. Sto crescendo un bello capire quanti cose da già ad arrivare la crisi e la La manifestazione culturale di questa sera si inserisce nel cartellone delle manifestazioni culturali natalizie denominato Vivi Amo Meta. Naturalmente è un cartellone ricco di eventi e in particolare di concerti voluti nelle principali chiese della nostra cittadina. Il binomio canzone, preghiera, chiesa è qualcosa che a Natale si vive ancora con maggiore intensità, ed è per questa ragione che abbiamo voluto prevedere un percorso nelle chiese del nostro amato paese. La manifestazione di questa sera è una manifestazione, posso definirla particolare, perché non è solo cantata, è parlata, è raccontata e si fonda anche sul recupero delle tradizioni napoletane. Da qui ne deriva il particolare titolo della manifestazione stessa. Lo spettacolo di questa sera muove il Natale, un dengue. Puntini, 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 perché
questo è il titolo di una canzone famosissima che ha dato l'ispirazione a Rosalba Spagnuolo, che ha scritto questo spettacolo per l'idea di mettere insieme canzoni, aneddoti e poesie natalizi, partendo da quella che prima ancora che la canzone era una filastrocca, e sono un modo per arrivare con la fantasia, con l'immediatezza, con l'assonanza, con la rima che può colpire tutti, grandi, piccini, a delle massime poi importanti, come quello che a Natale senza soldi non si può andare a comprare regali, a fare il cenone. Questo Natale che è così triste perché tutte queste emergenze sanitarie, climatiche, ambientali, energetiche, la guerra, i conflitti ci fanno perdere un po' il senso del Natale. Credo che anche uno spettacolo, una canzone, un aneddoto, una poesia possono darci quella voglia di riflettere che tutto sommato, finché nasce un bambino, e noi celebriamo la nascita di un bambino, finché c'è la voglia di stare insieme, di guardarsi negli occhi come fate voi che siete venuti qui a trovarci, e di stringerci le mani, può essere ancora Natale.